Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e oggi la puntata inizierà in questo modo perché ho diviso questa puntata che voi state vedendo in due parti, quella cinematografica che è stata la puntata 150 dove c'è lo speciale sull'assedio del castrum romano e questa parte qui che invece è il continuo di quella puntata, perciò non ci sarà l'introduzione classica, puntata bomba anche se corta e poi pronti perché ripartiamo a bestia a fare video su video dove ci va veramente di strategia raga e qua sappiate che voglio il vostro aiuto. Bene, io quello che devo dire l'ho detto, buona visione. Mamma mia, guardate loro hanno perso 6.300 uomini, quasi 6.400 uomini, signori. E ne hanno schierati 9.000. Noi ne avevamo schierati 5.000 e ne abbiamo persi 1.000, che comunque sono un bel numero. Abbiamo fatto 6.100 uccisioni totali, signori. Mamma mia, grande, grande rispetto per i nostri romani. Ovviamente usciremo molto devastati da questo conflitto, però ragazzi, che impresa, che impresa, che impresa. Gli zeloti muti, muti gli zeloti. Muti gli zeloti, muti. Allora, vediamo loro. Ne abbiamo perso 1, 2. Il generale, purtroppo. Vabbè, ci sta. E poi dei cittadini, va bene. Loro hanno perso un bel po' di truppe. Ma tante truppe, ragazzi. Che batosta. Che batosta. Allora, tutti gli zeloti verranno sacrificati. Usti, però potremmo liberarli. No, verranno sacrificati perché non si devono più permettere. Continua lo sterminio degli zeloti. Loro tra l'altro hanno un altro esercito qua a disposizione a scagliarci contro, Ma lo fanno? Non si sa. Attenzione, attacco a sorpresa. Attacco a sorpresa in città. Ah. No, perdo tutto. Allora, me lo gioco ma non ve lo faccio vedere, ragazzi. Me lo gioco ma non ve lo faccio vedere. Vediamo se riesco a difendermi. A few moments later. Vabbè ragazzi, non c'è stato verso di vincere, però comunque ci siamo portati via un terzo degli avversari, Comunque, lascia fare con 4 scappati di casa. Considerando che era un grande generale egiziano, direi che comunque è un buon colpo. Poi vabbè, in due turni probabilmente recupereranno tutti gli uomini, però va bene così. Niente, abbiamo perso la città. Quello che mi gira di più le scatole è che abbiamo perso anche tutti i finanziamenti che avevamo messo nella cittadina. Ah, non l'ho proprio conquistata. Ma che infami maledetti. E arrivano anche le truppe. Arrivano anche le truppe. Quindi se a sud la situazione è abbastanza buona, a nord sta diventando complicata. Dai, che palle. Abbiamo perso proprio un sacco di soldi, ragazzi. Tutti i fondi. Peccato. Guerra totale, ragazzi. È guerra totale. È guerra totale. Per fortuna abbiamo una legione qua. Però, ragazzi, non abbiamo la legione nel porto, mi sembra. L'abbiamo spostata verso l'alto, mi sembra. Wow. È guerra totale. Guerra totale, ragazzi. È guerra totale. Wow. 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 Guerra totale, signori. Questa serie è veramente fenomenale, ragazzi. Ve lo dico veramente. Io sfido a trovare un'altra serie, al di là della cura che ci metto, che diciamo in cui credo. Però voglio proprio vedere un'altra serie così, ragazzi. Cercatemela su YouTube. Una serie del genere, ragazzi. Uno scontro tra civiltà come questo, ragazzi. Una serie storica come questa, che tenta di seguire la storicità. Trovatemela voi. E adesso, ragazzi, quelle povere 3 legioni in Asia
Aiuto. Non vorrei essere nei loro panni. Cioè ragazzi, io non so, veramente trovatemela voi. Adesso qua il computer si sta impallando perché ci sono 300 calcoli che sta facendo, perché non ci crede neanche lui. Non ci crede neanche lui. Prendiamo lui, politico quinto bestia, che già il nome è tutto un programma. Fatemi vedere qual è il migliore. Beh, questo è il migliore. Oppure quella pretoriana. Attacco corpo a corpo 11, 19. Sì, questa è la migliore. Ci prendiamo lui, tanto a costo 0. Un patrizio ha acquistato uno schiavo dalla Scizia. Naturalmente i plebei sono molto diffidenti e ben presto una folla si raduna intorno alla casa del patrizio, chiedendo l'allontanamento degli stranieri. Usiamo la forza. Dai, via, fuori dalle balle. Adesso non c'è tempo. Mamma mia. Allora, abbiamo fatto una... tra l'altro Bestia è appena diventato maggiorenne. Già lo mandiamo in guerra. Ah, che belli i romani. Allora ragazzi, qui bisogna organizzarsi. Qua è un macello adesso. È un macello, fatemi vedere. Hanno... cacchio. Hanno le navi nel porto. Porca miseria, mi tocca ritirarla. Bisogna farla tornare indietro. Questi qua continuano ad andare avanti e indietro, poracci. Allora, qui non mi ricordo neanche più qual era la situazione. Forse eravamo in pace. Sì, eravamo in pace e in pace anche con loro. Ma chissà quanto durerà, poco probabilmente questa pace. Allora, a nord non abbiamo grandi motivi per aver paura di quello che potrebbe esserci. Allora, sono un po' indeciso se lasciare scoperta questa zona o questa. Però io vi dico la verità, mi spaventa molto più Noreia che magari questi piccoli staterelli che sì... Staterelli, oddio, cittadini che sì, possono attaccarmi Cenabum, prendermela. Bibracte sarà difficile, però ho comunque sempre il supporto di questa legione. Invece qui non ho proprio il supporto di niente. Io ancora una volta sposto questa legione nei pressi di Coria, in modo tale da poter controllare tutta questa zona. E poi vediamo cosa fare. Finché questa città non sia rinforzata, direi che non... ce la voliamo bassa, ragazzi, perché adesso è un bel caso. Adesso viene su il patatrack. Viene veramente sul patatrack, ragazzi, perché tra l'altro questa legione qui è l'unica attiva che potrebbe veramente regalarci emozioni, ma è messa male. Continua ad avere problematiche di... No, ma ragazzi, ma io non so neanche io cosa fare. Cioè, non so neanche io... È così vasto è così vasto tutte le zone che possiamo... nelle quali possiamo essere colpiti, che è veramente un macello. Allora, prima di tutto, ritiriamoci da questa zona. Non andremo più a attaccare. Oppure... Allora, facciamo una cosa. Portiamo la spia su di qua. Non c'è nessuno, sembrerebbe. Allora, possiamo fare una cosa. Attacco, saccheggio e scappo. E con questa ridiscendo e riconquisto la città. E qui vado a fare i depositi di grano. Però 5 turni, non so se ce la faccio a resistere a tutte queste armate che ci sono qua, Anche qui, wow, tutti ammalati. Mamma mia, che strage, ragazzi. Mamma mia, come faccio io a contrattaccare? Beh, potrei inseguirli, potrei inseguirli. Però, ragazzi, la situazione è grama. Tra l'altro ho una legione qua in difesa. Ah, eccola, qui c'è un altro. La flotta si è andata a rifugiare in questa baia, quella del faraone. Allora, ragazzi, qua dobbiamo giocarcela bene, anche con le spie. Io non lo farò in questo gameplay. L'unica cosa che vorrei fare è attaccare Mazaka con queste truppe, e poi da qui riprendermi la città. Penso che sia la cosa più logica da fare. Tanto questi non penso... Cioè, questi comunque non credo che siano in grado di impensierirmi. Al massimo si comprano dei legionari. Cioè, scusate, dei... come si chiamano? Dei mercenari. Però non penso siano in grado di prendermi
Iconium. Qua quant'è la gittata è ampia, quindi ho modo di colpire, secondo me, rientrare nella zona. Sì, dovrei rientrare qua, secondo me ce la faccio. Allora, facciamo questo voto audace. Io però vorrei quasi quasi fondere questi per mantenerli comunque abbastanza integri. Perderò un'unità al massimo, però va bene. Tanto poi mi sa che ci dovremmo ritirare da questo conflitto. Allora, è vero ragazzi che io potrei chiedere la pace, perché se io chiedessi la pace, secondo me loro, gli egiziani, me la darebbero, perché sono messi così male. Esatto. Però ragazzi, non credo sia giusto. Cioè, non voglio approfittarmi delle manchevolezze della IA. Non l'ho fatto mai e non voglio farlo neanche adesso. Quindi è giusto che tutto il mondo, diciamo, ellenico, anzi turco, anche se qui la Turchia è un concetto ancora strano, non è presente nel pensiero. Però io vorrei che tutto il mondo, diciamo, orientale ci faccia guerra e ci sia lo scontro tra il centro-est europeo, scusate, il centro-ovest europeo e tutta la parte sud-est. Veramente una figata questo gameplay. Allora andiamo avanti, attacchiamo Mazaka. Hanno comunque delle truppe considerevoli. Allora questa la andiamo a giocare di sicuro, ma non andiamo a giocarla in questa puntata. La vado a giocare perché non voglio perdermi tante unità, tante truppe. Esatto, vedete che riesco comunque a tornare indietro. Addirittura riesco ad arrivare fino a qua. Buonissima questa cosa, buonissima. Va bene signori, allora vi aspetto nel prossimo gameplay perché c'è tanto da vedere. Io non me lo sarei mai aspettato, è una roba grandiosa questo gameplay. E non perché lo porto io, ma perché veramente è un gameplay della Madonna. Io spero che vi sia piaciuta questa puntata, tanto almeno la metà di quello che è piaciuto a me. E vi rinnovo l'appuntamento per una prossima puntata. Ciao ragazzi, ne vedremo delle belle ne vedremo.